Siamo di fronte a un ventennio in cui si è unita la devastazione del territorio alla devastazione dei soldi pubblici, senza alcun progetto vero di sviluppo del Veneto, di sviluppo sostenibile ed equilibrato. Legalità e trasparenza. Prende spunto dal caso Cade Larobini alla lista Veneto Nuovo, che riunisce SEL, Verdi e Sinistra Veneta, per fare l'elenco delle cose più urgenti per cambiare la regione. La priorità è una sana, trasparente e incisiva azione di programmazione che riesca a coniugare la necessità della risposta alla crisi con la tutela delle persone più deboli. Amministratori, attivisti dei circoli, ambientalisti di vecchia data, la sinistra scende in campo per Alessandra Moretti, ma non chiamateci renziani, specificano. Rispetto al governo Renzi la pensiamo in maniera diametralmente opposta, ma rispetto al governo Zaia noi pensiamo che sia questa un'occasione da cogliere per rompere un sistema di potere che per 20 anni ha mangiato con i soldi pubblici, non riuscendo a risolvere nessuno dei problemi del Veneto. Molte persone pensano che il nostro sia un cambiamento anche di rotta politica, no. Per noi siamo contrari al Job Act, continuiamo ad avere le nostre problematiche, le nostre difficoltà ad interpretare la nuova legge elettorale, ma ben diverso è quello che sta avvenendo in questa regione, dove per quanto ci riguarda il cambiamento ci deve essere.